Eder. Mech. Pallister. Le chiavi di Liliana, portachiavi fatto di spago, portachiavi fatto di legno o una L. Ma la domanda da porsi è: la sera del 13, quando tornano a casa, chi aprì la porta d'ingresso? Possiamo fare una supposizione: generalmente quello che guida posteggia la macchina, come nel caso appunto davanti al condominio di Via Verrocchio, e il passeggero che scendendo prima, apre la porta. Potremmo teoricamente pensare quindi che la sera del 13 aprì Liliana, ma a prescindere dalle supposizioni, la domanda va rivolta a Sebastiano. Sebastiano, se puoi rispondici: chi la sera del 13, tornando a casa, aprì la porta? E se per caso aprì Liliana, con quali chiavi aprì la sera del 13? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.